coppie e capire meglio questa dinamica, insomma. Se avete domande. Per esempio, perché dopo io mi metto sempre dalla parte, no? Insomma è vero, cioè vi chiedo, voi avete chiaro l'incontro di comunità, vi conoscete i 7 momenti, sapete quanto dura ogni quanto. Perché noi siamo qua che parliamo, è vero quello che dice Emanuele, però se non ha. Cioè in cosa consiste proprio Iniziamo proprio dalle basi. La notizia dalla fine non si mangia. Esatto. Non si festeggia. Questo ve lo ricordate, No, veramente quelle sono le basi, sono le 3 fondamentali. Non si mangia, non si beve, non si fa niente. Né prima, né durante, né dopo l'incontro di Quel comunità. giorno è solo dedicato alla condivisione con il Signore. Con la comunità, con i membri di comunità. Okay. Seconda cosa C'è da stare molto attenti è la puntualità nell'iniziare, puntualità nel finire, perché sono le cose che distruggono certi cammini. Non è la notizia quella più bella. Che la CFE è un incontro settimanale. Io questo personalmente mi aveva spaventata. Quando ce l'hanno detto, ho detto calma. Controllo in 15 giorni, controllo in mese, ma 3 settimane come si fa? Beh, è la cosa più bella che abbiamo vissuto. Anzi, vivevamo con ansia e se c'era qualche, non so, c'era la festa, lo facevamo un giorno prima o un giorno dopo, se capitava che il martedì c'era qualcos'altro, perché il desiderio proprio di incontrare il Signore era così grande in tutti che non abbiamo mai saltato una settimana. Perché per noi non era un impegno, era proprio la gioia di. È difficile dire, però vi assicuro che anche prima che arrivassero, che noi magari ci trovavamo un attimo, facevamo una preghiera insieme, aprire la porta e era come quando te sei più grande che studia via, torna a casa in 2 mesi, no? Era come quando vederlo scendere dalla macchina e va a prendere lui a Verona in stazione, che ti si apre il cuore. Ecco, la stessa cosa quando il martedì aprivamo casa. E chi è che non lo vuole fare? Non è mai stato un peso, neanche le serate in cui eravamo magari sfatti, sfiniti, erano state giornate particolarmente, magari capitava anche lui. È stata talmente una gioia che siccome noi sposi abbiamo anche il dono della compresenza, che certe volte Marta 2 o 3 volte era via per lavoro diciamo, e io l'ho fatta da solo. E chi mi conosceva prima, se mi diceva che io facessi da solo una riunione così, diceva è un po' andato. Però era talmente bello e la gioia che avevo dentro che l'ho fatta 2 o 3 volte da solo. Rido della compresenza. Allora, per ritornare al discorso della puntualità e per dire che alle 9 si inizia e soprattutto è la coppia responsabile che deve stare attenta a queste cose, ai vari momenti, alle varie tempistiche, perché non è che la coppia responsabile deve fare tutto lei, nel senso che è un po' il padre e la madre di questa famiglia nuova, no? Dove ci sono persone che sono venute dentro da vari percorsi lontani dalla fede, che ce l'hanno col sacerdote, che è una porta d'ingresso per arrivare poi alla domenica a ritornare in chiesa, a ritornare alla fede. Dunque deve farsi, tra virgolette, carico di questi figli spirituali, allora insegnarli da PC, dunque appuntamento, essere puntuali, e chi arriva tardi arriva, entra e si siede nel tempo che arriva, insomma, ecco. E finire puntuali, perché magari altre coppie di sposi che partecipano alla CFE hanno a casa figli, babysitter, nonna, zia, ok? Se cominciano ad allungare, la zia, la nonna e il babysitter si stufano, non vanno più. Questa è un'attenzione che abbiamo visto che. A quanto dura un incontro? 1 ora e 30 al massimo. Al massimo. Cosa vuol dire essere accoglienti come coppia? Nel senso che l'impegno che ha la coppia. Ah, ecco, cercavo. No, scusa. L'impegno che ha la coppia per accogliere altre coppie o altre persone, comunque singole, eccetera, cosa vuol dire? Perché
magari, cioè, io lo dico perché abbiamo ascoltato le catechesi, eccetera, e a molti è sorta questa domanda nella paura di dire ma io sono la coppia che accoglie, devo prepararmi, oddio cosa devo fare, devo prepararmi il salmo, questo, quell'altro è stato, cioè no, la paura, insomma, la paura, il panico. Inizio a risponderti io con un'altra domanda che farei adesso, è quali requisiti deve avere una coppia per essere responsabile? Perché nella mia testa, quando facevo la scuola di evangelizzazione, ho sempre detto, beh, chissà quando noi potremo arrivare ad essere coppia responsabile. Io pensavo, anzi pensavamo, che bisognava, cioè che fosse indispensabile avere un bel cammino di fede, proprio una crescita spirituale di quelle da invidia, essere bravi a parlare, studi sì di quelli proprio approfonditi. Sognativi. E invece siamo qua. In generale, sognativi. Cioè noi diciamo sempre, insomma, il requisito più importante è credere fermamente nella grazia e al sacramento del matrimonio, questo sì. La CFE si fonda proprio su due pilastri, la grazia e il sacramento del matrimonio e l'evangelizzazione che abbiamo già introdotto. Se noi due non credessimo veramente nella presenza di Gesù che è in noi per la grazia che abbiamo ricevuto con il sacramento del matrimonio, A, non saremo qui a parlarvi, e B, di certo non avremo una comunità familiare, non avremmo mai potuto iniziare una comunità familiare di evangelizzazione. Anche per quello che un singolo non potrebbe a casa sua fare la comunità. Detto questo, è chiaro che quando tu riconosci il Signore come una presenza, come dicevamo prima, una presenza vera, reale, nasce in te la gioia e l'amore di comunicarlo e di trasmetterlo. Cioè non riesci più a tenerla e a condividerla solo come sposi, ma senti proprio la necessità di andare verso gli altri, per cui l'accoglienza verso le persone che entrano in casa tua è proprio quell'amore che ti dona il Signore. Io ho sempre in mente, parlando sempre di paternità e maternità, ma anche di accoglienza, e c'è poi anche l'aspetto umano, siamo umani, non è che veniamo da chissà dove. Io ho sempre detto, Signore, guarda, fammi entrare tutti, ma non quella persona là. C'era una persona che proprio umanamente parlando, scusate, insomma non so se a voi capita di avere quella persona che insomma non è che va tanto giù. Secondo voi chi è entrato in casa nostra? Quella. Quando ci hanno comunicato che veniva quella persona lì, dico, Signore, perché? Cioè con tutte le persone tu vuoi farci... Beh, è stato il dono più grande, parlo personalmente perché lui non ha mai avuto niente contro questa persona, è stato uno dei doni più grandi che ho ricevuto io. Proprio ma dal momento che è entrata in casa, è proprio cambiato, non so cosa mi è, cioè no, lo so, però insomma è difficile spiegarlo umanamente parlando. Però il Signore mi ha donato veramente quell'amore per cui ho sentito questa persona, ma subito come una figlia. È entrata, ci siamo abbracciate e da lì è nata un'amicizia bellissima che dura tuttora, quindi veramente un po' come i figli naturali che puoi avere, non è che te li scegli, che decidi deve essere biondo con gli occhi azzurri e poi deve essere bravo, non deve piangere e poi quando insomma non deve rompere e poi ta. I figli sono quelli che ti arrivano, insomma, e così è per la comunità familiare di evangelizzazione, non li scegli tu, è il Signore che te li manda e qua veramente ti si apre un mondo. E anche il sacerdote ti rimanda, perché devi domandare, ma come fa a arrivare a sta gente, giusto? Avevi visto questo? Nelle scuole evangelizzate
nella scuola di evangelizzazione c'era i passi dell'evangelizzazione, no? Dove tu avrai nella tua cerchia di conoscenti o di amici, avrai una persona che sicuramente il Signore ti indicherà, tu cominci a pregare per quello, no? E poi vedrai che capiterà l'occasione di invitarlo o comunque ci sarà l'occasione. Magari non è detto che venga in comunità da te, andrà da un'altra comunità, può essere un altro percorso, può essere appunto il sacerdote, no? Che magari parlando con qualcuno in difficoltà, qualcuno può dirgli vai in una comunità, fai questo percorso che può aiutarti in questa tua ricerca di fede, no? Ci sono i seminari, questi seminari che aiutano appunto a riscoprire la propria fede, a farla più forte, ma comunque è compito di ogni partecipante delle comunità, non solo della coppia responsabile. Logicamente chi arriva che non ha fede, che arriva in una comunità, logicamente si chiederà a lui di evangelizzare, perché è appena stato evangelizzato, però sarà la coppia responsabile e gli altri più grandi che lo aiuteranno in questa crescita. Dopo sarà naturale che vivendo quello che hanno vissuto gli altri poi li ripeterà, le cose che fanno i bambini in una famiglia, no? Ripetono quello che vedono. Perché le comunità si allargano, perché appunto man mano che le persone entrano, 1, 2, 3, no? Le comunità crescono. Arrivati al numero di 10, 12, 14, dopo dipende dalla casa che ha ognuno, uno non ci si sta più, no? Perché le case ormai sono piccole, ma seconda cosa non è più familiare, ma comincia a diventare un gruppo, no? Un gruppo cosa succede? La dinamica è parla lui, io sto zitto perché lui parla meglio di me. Invece in un gruppo ristretto, una famiglia, è più facile parlare tutti quanti. Parlare vuol dire veramente tirare fuori quello che il Signore ti mette nel cuore e aiuta ognuno a crescere, ci si dona, no? L'amore che dona a me il Signore lo dono a te parlando, se sto zitto non posso donarti. Tutte queste dinamiche fanno sì, proprio ci sono appunto i 7 momenti che spiegano, dico volontari. Il primo momento è l'inizio della comunità familiare di evangelizzazione, è il riconoscere la presenza di Gesù e quindi lodarlo. Noi lodiamo una persona che ci ha fatto qualcosa, quindi se arriviamo a lodarlo, se la preghiera di lode nasce in noi è perché l'abbiamo riconosciuto presente, altrimenti facciamo fatica a lodare qualcuno che non ha fatto niente per noi. Quindi riconoscere la presenza di Gesù nella nostra vita attraverso la lode. La preghiera di lode è molto semplice, come abbiamo fatto anche qui all'inizio. Dopo la preghiera di lode c'è un momento che chiamiamo la condivisione della fede, che è il momento più bello, più intimo, più familiare, che permette di fare famiglia. Il fatto che dicevamo prima, no? Di esserci sentiti genitori spirituali, perché nella condivisione viene fuori l'intimità della persona. Ecco che una delle regole ferree di una comunità è la riservatezza, cioè fuori dalla comunità non esce una virgola, ma neanche se questa virgola non fa male a nessuno. Se uno dice, che ne so, sono andato a una festa, non vado fuori e sai che è andato, neanche questo. Non esce niente da una comunità e appunto il fatto che sia piccola, come diceva Annalisa prima, permette questa condivisione familiare. Tu vieni a contatto con l'intimità di una persona, non puoi non accoglierla, non seguirla, non pregare per lei durante la settimana, è questo che fa famiglia. Sì. Qua facciamo un esempio non personale, però di una nostra amica che sa, che la portiamo come esempio, dunque possiamo farlo perché gliel'abbiamo chiesto, perché proprio per noi è stato un insegnamento unico anche per capire bene che cos'è la condivisione della fede. È quella pillola che il Signore ci ha dato, ci ha regalato in quella settimana lì, quella perla. Sì. E noi abbiamo questa amica nostra, perché la conosciamo da sempre, non timida, di più. Cioè
quando dici pensate ciao, di diventa più, rossa. ancora di più. Basta dire ciao, le rosse comincia a sudare. E è entrata qualche preghiera di lode, qualche preghiera di intercessione, ma la condivisione della fede non facciamo mai. Passa il tempo, noi tranquilli, sereni, facciamo, sappiamo, un giorno Paolo lì e parla. Poi già lì è una sorpresa, una gioia. E lei ci ha detto, parlo perché ho capito che cos'è la condivisione della fede. E siccome voi, come comunità, mi arricchite ogni settimana con quello che il Signore ha fatto per voi e mi fa bene durante la settimana a ricordarmi, guarda che quella persona ha detto così, e gli viene in mente, gli fa bene, sono egoista, ha detto sì, io non condivido la fede mia, perché quello che dico io potrebbe far bene a qualcun altro durante la settimana. Questo è stato un insegnamento anche per noi, perché ci ha sorpreso e da lì basta, si è lanciata. Allora, però vi diciamo che cos'è la condivisione della fede. Si condivide la fede, cioè se io ho fede, abbiamo detto, nella presenza di Gesù. Quindi durante la settimana che cosa ha fatto Gesù per me? Non è che raccontiamo tutto quello che ci è accaduto durante la settimana, una cosa. Il Signore per me si è manifestato nella bella condivisione che c'è stata a tavola ieri sera con il figlio in mezzo, eravamo noi tre, veramente è stato bellissimo, perché è stato un giorno grande. Questa è una condivisione della fede. Ok, basta, appunto. Non devo raccontare tutto quello che è successo, però la cosa che mi ha toccato di più, ok? Questo è condividere la presenza di Gesù, che cosa Gesù ha fatto per me, quindi, e poi anche che cosa io ho fatto per Gesù. A volte diciamo io non sono riuscita a fare niente questa settimana, può succedere, oppure non sono riuscita a vedere la presenza di Gesù perché è stata una settimana particolare. Può succedere di tutto, però che non sia riuscita a vederlo era proprio ormo, però magari può succedere invece. Scusa, un esempio potrebbe essere se martedì dovessimo fare CFE, sicuramente io direi cosa io ho fatto per Gesù. Sono andata a, dov'è che siamo qua? A Zoppè a portare una testimonianza. E questo per chi l'ho fatto? Per me? No, l'ho fatto per Gesù. Ok, quindi cosa Gesù ha fatto per me, cosa io ho fatto per Gesù. Dopo di questo c'è l'ascolto della parola, cioè ci mettiamo in ascolto di Gesù. C'è il parroco generalmente che prepara settimanalmente una catechesi che può diventare un cammino di fede e di crescita per tutta la comunità, in cui legge un brano del Vangelo a sua scelta, non necessariamente quella domenica, potrebbe anche essere, però la scelta proprio del parroco, e fa un breve commento che dura dai 10, 12, massimo 15 minuti. Su questa parola e si fa o si scarica o si fa un CD e si dà alle varie comunità, per cui non c'è la presenza del sacerdote, ma c'è la sua voce attraverso noi il CD si ascolta. Dopo aver ascoltato cosa Gesù dice attraverso la sua parola, condividiamo che cosa Gesù mi ha detto. Quindi questa parola mi ha toccato il cuore, questa parola, questo aspetto, questo discorso, e se mi ha toccato il cuore significa che Gesù me l'ha detto, me lo sono inventato io. Quindi si condivide cosa Gesù ha detto a me. La condivisione, forse non l'abbiamo detto, abbiamo dato per scontato, non è mai una discussione. Ah, ti ha detto così, beh, non è che sia proprio d'accordo su quello che dice, non esiste la discussione. Se uno condivide, dona agli altri una cosa che ha nel cuore. Quindi se io faccio un dono, voi mi ringraziate, giusto? Quindi nel momento in cui io condivido una cosa, tutta la comunità ringrazia, dice semplicemente grazie. Ne abbiamo detto quella volta di cuore rispetto a questa signora, perché è venuto fuori un grazie che era urlato, perché era proprio, lei ha fatto una fatica enorme a condividere, ed è stato proprio un grazie, ma comunque si dice solo questo. Non si rischia di fare l'esperienza del quinto Vangelo, il Vangelo secondo me. Allora si dice solo grazie. E dopo non ciò che io ho capito del Vangelo, ma ciò che Gesù mi ha detto. Quindi non si tratta neanche di essere bravi a parlare, perché se Gesù mi ha detto una cosa la ridico e punto. Non occorre essere
oratori o insegnanti. Dopo c'è un altro momento in cui si danno degli avvisi, un momento che spezza un attimo i due momenti centrali della comunità, sono degli avvisi parrocchiali o diocesani, insomma, uno cerca nella propria parrocchia, nella propria diocesi qualcosa, qualche appuntamento. Dopo c'è la preghiera di intercessione, la preghiera di invocazione allo Spirito Santo. Questa è una preghiera in cui si prega per il mondo, per i sacerdoti, per la Chiesa, per difficoltà, per la zia, per il cognato, per qualunque persona. E poi invece si chiede la preghiera su un fratello presente, cioè uno dei fratelli dice avrei piacere che questa sera pregaste per me. Se vuole può dire il motivo per cui vuole, altrimenti può tenerlo nel cuore e sarà lo Spirito a suggerire le preghiere. Quello che possiamo dire, è capitato più volte, è successo a dei seminari, soprattutto per genere comunità, diciamo sempre, a dei seminari in cui delle persone hanno detto no, non desidero dirlo. Abbiamo pregato e questi alla fine hanno detto poi com'è che facevate sapere di che cosa avevo bisogno? No, noi non sapevamo niente, voi avete pregato per ciò che io avevo nel cuore. Per cui se ci crediamo, veramente lo Spirito dona le parole per pregare. Ecco, in questo caso la persona chiede appunto per sé la preghiera, non per il figlio che è andato via di casa o che non ha figlio o che ne so, insomma, la chiede per sé. Ecco, una cosa anche qua da stare attenti è che facciamo fatica, abbiamo visto insomma, si fa fatica a chiedere, no? La preghiera, bisogna liberarci da queste catene, da questi muri, chiedere, cioè non si deve solo chiedere quando devo fare qualcosa di importante, un'operazione, si deve chiedere anche per la semplice dammi più forza Signore, dammi più fede, fammi avere più gioia nel lavoro, nell'essere insieme con gli altri, cioè non deve essere solo una preghiera di bisogno, non so come far passare il concetto, cioè chiediamo la preghiera, è gratis, cioè voglio dire non si deve pagare niente, ci dovrebbe essere gara, no? Pregate per me, invece si tentenna insomma. Scusa se ti chiedo, quindi cioè, prima invocate lo Spirito e poi c'è veramente ognuno, come dire, fa questa preghiera di intercessione, poi eventualmente c'è chi chiede la preghiera su di sé. Poi si ferma un attimo e chiediamo, la coppia responsabile chiede se qualcuno vuole per sé la preghiera. Può chiederlo all'inizio del momento di intercessione, può chiederlo subito dopo questo momento e generalmente non è sempre stato qualcuno che l'abbia chiesto. Ecco, è importante camminare, come diceva Emanuele giustamente, e non pensare, non la chiedo perché non ho niente di così grave in questo momento, la chiedo proprio per la quotidianità, che è bello che in famiglia qualcuno preghi per gli altri. Sono dei momenti suddivisi anche da dei canti questi. Nelle parole, prima Spirito Santo e prima dell'intercessione. Si conclude con Padre Nostro, tenendoci tutti per mano, però i volti verso l'esterno. Ci si dà le spalle. Non così, si dà tutti le spalle perché noi siamo portati ad andare fuori da casa nostra e evangelizzare. Padre Nostro, ma il volto è il fratello che non c'è. È poi bello tenere sempre una sedia vuota, perché vuol dire che è una comunità pronta ad accogliere, no? È anche il segno del fratello che non c'è, che manca sempre, insomma, quindi la ricerca del fratello lontano, del fratello che sarebbe potuto esserci, ma ancora bisogna non è riuscito ad avvicinare. Ecco, Luca ci chiedeva l'impegno delle coppie responsabili. Io penso che l'impegno, noi abbiamo sempre pensato che l'impegno sia delle coppie che arrivano.
perché noi non è un impegno, anzi proprio sì, delle persone che arrivano, per noi è una gioia che non è un impegno, anzi è proprio un fabbisogno. Noi abbiamo delle persone, 6 persone, arrivano con un pulmino praticamente. Un Chrysler, sì. Fanno mezz'ora di strada ogni Abitano settimana verso perché Giazza, abitano all'Asi, per cui abitano, sono ben lontani. Eppure noi a volte diciamo caspita, c'è una volta che nevicava, sono arrivate puntuali, perché per loro dicono a noi sì ma voi aprite sempre casa, e noi a dire loro sì ma voi uscite sempre di casa, cioè è per tutti quanti proprio la gioia di dire c'è il Signore presente. Noi abbiamo partecipato a dei gruppi familiari a suo tempo e quello che noi abbiamo sperimentato è stata la chiusura di questi gruppi. Alla fine eravamo sempre le stesse persone. Quando avevamo i figli piccoli, bene o male, tutti quanti, come si finiva, si parlava dei figli, e ti trovavi fuori, i discorsi erano sempre quelli, e alla fine eravamo chiusi nel nostro gruppo e noi chiusi nella nostra famiglia. Era una chiusura sulla chiusura, questa è stata la nostra esperienza. Mentre adesso un'apertura della comunità familiare, sull'apertura quando la comunità insomma finisce, è proprio l'esatto contrario. Non è che si è sempre così pimpanti, belli, freschi, ogni tanto ricordo, insomma, siamo persone umane, per cui arriva quel martedì sera che vorresti prenderti per il collo, no scherzo, scherzo, che però insomma magari insomma, la fatica della giornata si fa sentire, poi nel nostro caso lui esce presto la mattina, rientra tardi alla sera, quindi non è che c'è sempre modo per parlarsi, per chiarirsi, per cui arriva quel martedì sera che sei incavolato nero e devi fare comunità, devi accogliere altre persone. E allora trovi quei 2 minuti, sono sufficienti ma veramente 2 minuti, dove ti guardi negli occhi e dici ma è Gesù che ci invita a fare comunità, è Gesù che è presente tra di noi. E allora lì insomma torna la gioia, torna veramente proprio quell'amore che ti fa andare a oltre, e dopo magari quella volta che ti metti a ridere e dici ma guarda te se dobbiamo stare lì a discutere, che a volte sì, che a volte sono sempre quelle cavolate, no? Che sono quelle che ti fanno scattare le romane. Ecco. Poi no, ci tenevo anche a dire, visto sì, no, sì, però posso dire un'altra cosa dopo? Vi lascio alle domande. Abbiamo detto uno dei frutti, dei doni più grandi è quello della paternità e maternità, no? Ma ce n'è un altro che per noi due è veramente straordinario ed è il bene che abbiamo imparato a volere ai nostri parroci. Ok? Per noi, prima della CFE, il parroco era il prete che deve, sì, un funzionario. Insomma, era veramente una figura che vedevi lassù, è il prete, per cui si era anche pronti a criticare, perché insomma è facile dire quello che non fanno, quello che non fanno bene, quello che dovrebbero fare, quello che potrebbero fare meglio, magari anche pronti a dare dei consigli. Ma parlo del prima, ci siamo sempre dimenticati del fatto che è vero che sono sacerdoti, che sono segno della presenza di Gesù, ma sono anche delle persone. E noi questo ce lo siamo proprio dimenticati. L'esperienza delle comunità familiari ci ha veramente aperto il cuore anche nei loro confronti. Per cui l'attenzione e l'amore che abbiamo imparato a volere a Don Renzo e agli altri sacerdoti ci ha fatto veramente crescere tanto in questo, e loro lo sentono. Abbiamo capito meglio la figura Lo del sentono. sacerdote. È una cosa che ha sempre colpito, ma che mi è entrata dentro nel cuore. È stata una volta Don Renzo che ha detto: ricordatevi
voi due quando chiudete la porta di casa comunque siete in due. Io quando chiudo la porta della mia casa sono da solo, e questa cosa mi ha proprio rotto, ma proprio, cioè mi ha rotto dentro, dico caspita, è vero. E da lì abbiamo imparato ad amarli e da lì veramente a vederli con occhi diversi. Per una delle prime cose che ho imparato è stato di pregare per i nostri sacerdoti. Io vi confesso, prima non l'avevo mai fatto, non che volessi male un sacerdote, ma mettermi sempre al primo posto come preghiera, no, non mi era mai diventato spontaneo, mentre adesso il sacerdote è capo e guida, è pastore della nostra comunità. Lui ci ha chiamati, lui ci ha dato il mandato, lui ci guida e in lui vediamo proprio la figura di Gesù Pastore. Prima vedevamo, c'era la critica di vedere se quel pastore era bravo, era meno bravo, se faceva bene, se non faceva bene. Adesso no, adesso al di là di tutto c'è proprio la preghiera per questa guida e la lode per il fatto che il Signore ce l'abbiamo. Ma poi la gioia è proprio di far sperimentare anche a loro l'essere parte di una famiglia. Ma chi è che lo fa se non lo facciamo noi? Ma come fanno loro a sperimentare, adesso qua 4 siete qua stasera, come fanno loro a sperimentare proprio l'amore che si vive in una famiglia se non siamo noi per primi a donarlo? Posso fare una domanda? Sì. I vari momenti sono rimarcati oppure vengono da sé, i vari momenti si staccano uno dall'altro perché la canzone? Sì, sono momenti che vengono scanditi, c'è sempre, questo è il compito, l'unico compito tra virgolette della coppia responsabile, no? Di essere attenta a questi momenti. Per cui inizia la preghiera di lode, inizia con un canto di lode come abbiamo fatto all'inizio, sono qui a lodarti, magari nella stessa versione, ecco. Ecco, e poi ci sono dei ritornelli ogni 2 o 3 preghiere. Alla fine di solito si conclude con un canto di lode, per cui anche gli altri membri sanno che quando c'è il secondo canto di lode completo si sa che questo conclude proprio quel momento. Si guardano quando è scaduto il tempo, si conclude, non è che siccome stiamo pregando in tanti, beh dai lasciamo che. Questo è importante. Si conclude. C'è uno schema, non c'era uno schema? C'è uno schema, all'inizio c'è un foglietto così, lo segui. Dopo si impara. E poi un'altra cosa, che se uno non sa suonare la chitarra, ipotizziamo, no, esistono anche dei CD. Per esempio i miei genitori ce l'hanno a casa, non sanno assolutamente suonare la chitarra, e mio papà il CD sa che all'inizio fa il canto numero 1, dopo il 5, dopo il 6, tacca quello e tutti vanno dietro. Non è obbligatorio che qualcuno sappia suonare la chitarra. Un'altra cosa, sempre per mettervi nell'erta, bisogna come rispettare i tempi dell'inizio e della fine, bisogna rispettare anche i tempi dei 7 momenti, perché anche lì magari si tende, ma perché la preghiera di lode ci viene più spontanea, mentre la preghiera di intercessione ci viene meno, allora si tiene lungo il primo e si fa meno di fare il secondo. È grave, diciamo, perché dobbiamo imparare, dobbiamo essere ligi a seguire questi momenti. Ecco perché la coppia responsabile deve stare attenta a tutte queste dinamiche. Poi la casa va preparata, il luogo dove si vive la comunità va preparato, quindi c'è sempre o attorno a un tavolo o attorno a un tavolino, c'è sempre un tavolo o un tavolino sul quale di solito viene messa la Bibbia aperta, c'è una luce, una candela, e qua ci piace sempre insomma portare la nostra esperienza, perché dicevamo Matteo, il nostro figlio ha partecipato pochissime volte, no, alla comunità, però si era preso l'impegno, ma senza chiederglielo, di preparare lui il salotto dove si faceva comunità, no?
e lui preparava le sedie, metteva il tavolino, preparava tutto quanto e puntualmente accendeva la candela. E noi, no Matteo, la candela si accende quando arrivano le altre persone, allora noi spegnere la candela il martedì successivo, lui prepara, accende la candela. Matteo, ti abbiamo spiegato, era piccolino insomma quando è successo. No, guarda che tentavamo di dare la spiegazione del perché la candela andava accesa quando eravamo tutti presenti, finché un martedì sera si vedeva che proprio non ce l'ha più fatta e ci fa: ma ascoltate, ma voi mi insegnate che è Gesù che è presente qui nella nostra casa e che è Lui che accoglie per primo. Se la candela è il segno, è uno dei segni che dice che Gesù è presente, stesi, da quel martedì la candela è sempre stata accesa alle 8:30, la comunità inizia alle 9, alle 8:30 candela accesa, per dirvi quanto sanno cogliere anche i figli. Sì, nel tavolino si può mettere anche un contenitore con delle preghiere di lode, no? per quelli nuovi, per quelli che sono lontani dalla fede, che magari fanno fatica anche a esprimersi, si può aiutarli con dai salmi, no? Si ritagliano piccoli versetti, citazioni, versetti, così uno lo prende, lo legge e così impara. No? Ma il numero di persone è aperto? Solitamente inizi, parti con 6-8 persone, poi arrivi a un massimo di 14-15.